Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme un piatto tipico siciliano estivo, gli involtini di melanzane fritte, ripieni di un condimento a base di pane grattugiato. Gli ingredienti sono melanzane, pane grattugiato, parmigiano, pecorino, salsa di pomodoro, basilico, olio, sale, pepe e del formaggio che poi possa filare. Innanzitutto vi consiglio la tipologia di melanzane. Dovendole arrotolare vi servono delle melanzane lunghe, vanno benissimo quelle viola ma vanno benissimo anche quelle striate che sono leggermente più dolci. Vi consiglio di tagliare le melanzane con il coltello, ma se non vi sentite abbastanza esperti potete utilizzare anche la mandolina. È importante che le melanzane non siano tagliate eccessivamente sottili, altrimenti poi in frittura diventeranno quasi della carta pesta. Quindi diciamo che lo spessore deve essere questo. Una volta che avete tagliato tutte le melanzane, mettetele in uno scolapasta e alternate con un po' di sale a spurgare per almeno un'ora. Questo non servirà, come molti credono, a togliere l'amaro delle melanzane, che quando sono di stagione ormai amare non sono più, ma a fargli perdere un po' di liquido di vegetazione, di acqua, e quindi saranno poi in frittura, risulteranno più croccanti. Mentre le melanzane spurgano, prepariamo la salsa di pomodoro, una cosa semplice: un pochino di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, se vi piace anche un pezzetto di peperoncino, anche se nella tradizione non viene utilizzato, del basilico abbondante e la salsa di pomodoro, un po' di sale, e lasciamo cuocere fino a restringere il sugo per circa 20-25 minuti, dipende anche da quanto lo volete ristretto. Non deve essere liquido perché alla fine altrimenti ammorbidirebbe troppo le melanzane in cottura. Per la farcia, semplicissima, è la caratteristica farcia siciliana del pane condito, quindi mettete il pane grattugiato, i formaggi a piacere come quantità, parmigiano e pecorino, il sale, il pepe e poi tanto olio di oliva quanto necessario per ottenere una farcia morbida ma sgranata. Non dovete usarne troppo perché poi andremo ad aggiungere anche qualche cucchiaiata di salsa di pomodoro che ammorbidirà l'impasto. Aggiungete anche del basilico, vi consiglio di evitare il prezzemolo, se vi piacesse anche un po' di menta va bene. Per chi fosse a dieta vi ricordo che questa ricetta si può preparare allo stesso modo anche con le melanzane grigliate o cotte in forno, e per cui andate a togliere anche un bel po' di calorie, e potete sostituire un po' dell'olio di questo impasto della farcia con qualche goccetto di acqua. Quando avrete ottenuto una consistenza corretta, aggiungete alla farcia anche il formaggio tagliato a dadini. Prima di friggere le melanzane, tamponatele con cura in maniera che siano più asciutte possibile e friggetele in immersione, quindi vuol dire con tanto olio, a una temperatura di 165-170 gradi. Le melanzane devono rimanere dorate ma non troppo cotte, altrimenti non si arrotoleranno. Una volta fritte mettetele su fogli di carta assorbente a scolare per eliminare l'olio in eccesso. Mentre le melanzane riposano e si raffreddano, come vi dicevo, aggiungiamo un paio di cucchiaiate di salsa di pomodoro alla farcia in modo da renderla un pochino più umida e non dover usare olio in quantità eccessiva. Ora non ci resta che preparare la teglia, mettiamo qualche cucchiaiata di pomodoro sul fondo, se vi piace potete aggiungere anche due fogliolini di basilico che aromatizzeranno ulteriormente, e riempiamo le melanzane, stendiamole sul piano di lavoro, mettiamo un po' di farcia al centro di ogni melanzana e iniziamo ad arrotolarle. Non forzate, non riempitele troppo perché le melanzane sono fragili e tendono a spaccarsi. Se avete deciso di fare la versione light utilizzando le melanzane alla griglia o al forno, il procedimento è lo stesso. Ricordatevi comunque di cuocerle non troppo, sempre per lo stesso motivo: si irrigidiscono e poi diventerà difficile arrotolarle. Questa ricetta, che è considerata tipicamente siciliana perché le melanzane sono forse la verdura più rappresentativa della mia isola, si può gustare calda, ma secondo me dà il suo meglio fredda o comunque tiepida, quando la melanzana si sarà un po' assestata e la farcia si sarà consolidata.
Man mano che arrotolerete gli involtini fritti di melanzana, disponeteli semplicemente sulla teglia, cosparsa con un po' di pomodoro. Quando avrete terminato, ricoprite le melanzane con abbondante pomodoro, vi ho raccomandato di farlo abbastanza ristretto altrimenti getterà acqua, e poi con parmigiano e o pecorino grattugiati abbondanti in maniera che poi in cottura si formi quella crosticina che a tutti piace. Infornate a 200 gradi per 15 minuti e il piatto è tutto cotto, deve semplicemente sciogliersi il formaggio e devono amalgamarsi i sapori, e la vostra ricetta siciliana estiva è pronta. Vi ricordo tutte le ricette, compresa questa con le dosi e gli ingredienti, sul sito Siciliani Creativi in Cucina. Buon appetito!